E tra poche ore ci sarà la processione di San Nicola di Bari, lo vediamo lì, è tutto pronto Presidente? Sì, è tutto pronto, come ogni anno alla grande, sarà un grandissimo evento, un momento di aggregazione e unione per tutto il popolo di Gualtieri. Uno dei momenti più importanti per questo borgo messinese, Gualtieri si camminò, è vero? Sì, è uno dei momenti più importanti, la solenne processione e la sera, diciamo, i famosi fuochi pirotecnici. Quest'anno siamo giunti alla 21esima edizione. Si dice che San Nicola deve stare tra i fuochi? Sì, qua usiamo dire che San Nicola deve stare in mezzo ai fuochi perché da usanza centenaria San Nicola, e diciamo quando c'è la processione di San Nicola ci sono sempre questi famosi fuochi d'artificio. Ma come si svolgerà la giornata di domenica? Dunque la domenica dopo il via della processione ci saranno i primi fuochi che saranno sul ponte nuovo qua, poi ci sarà alla Santa Croce altri fuochi, poi alla Rione Misericordia, poi ci fermeremo sul Ponte Vecchio che è simbolo di Gualtieri e ci saranno altri fuochi, poi nel rione Carmine, poi nel rione Basto. Ci tengo anche a ringraziare tutti i componenti dei comitati rionali perché la festa, sì, noi del comitato ci impegniamo molto e facciamo un grosso lavoro, ma senza la collaborazione del comitato dei rioni non sarebbe la stessa festa perché come ci doniamo noi ci tengono anche loro. Tra i momenti più suggestivi il passaggio della processione con San Nicola di Bari sul Ponte Vecchio di Gualtieri si camminò. Sì, quello è il simbolo di Gualtieri e quello è un momento per noi molto importante, il passaggio sul ponte e i fuochi, diciamo, quando noi siamo sul ponte. E poi ci saranno i fuochi pirotecnici tra i più belli di Sicilia, è vero? Una Sì, lunga tradizione che voi continuate ancora. È il 21esimo Festival dei Fuochi d'Artificio, il sabato sparerà la ditta Colangio con la ditta Vaccalluzzo, la sera invece Luigi Di Matteo con Giovanni Padovani. E la festa è già iniziata perché venerdì e sabato notte in festa il quartiere del gusto. Sì, quest'anno oltre alle mostre di pittura, alle varie mostre, alle varie esposizioni c'è proprio questa novità del quartiere del gusto in via Piano Molino che sarà giorno 23, giorno 24, perché noi in collaborazione con il comune abbiamo creato il quartiere del gusto grazie all'interessamento dell'avvocato e dell'onorevole Matteo Sciotto che è arrivato un contributo al comune Sicilia che piace 2024. E allora non resta altro che lanciare l'invito quindi di trascorrere questo fine settimana qui a Gualtieri si camminò, Presidente. Sì, tutti qua a Gualtieri da questa sera che tra poco ci sarà un bellissimo spettacolo sotto il Ponte Vecchio che il direttore artistico Filippo De Mariano ha fatto una bellissima installazione, dopo ci sarà uno spettacolo di Roberta Pennisi, poi ci sarà qua in piazza Luciano Fraida con Giovanni Cacioppo le varie mostre di pittura e di quadri. Grazie Presidente, intanto vedete qui la tradizione vuole che si porti il basilico anche a San Nicola di Bari. Allora fateci sapere da dove ci state guardando, scrivetelo nei commenti e vi aspettiamo in questo borgo messinese, in questo fine settimana speciale dedicato a San Nicola di Bari.